sindaco Brugnaro si esprime a favore dell'autonomia del Veneto e risponde alle dichiarazioni di Beppe Grillo sulla separazione tra Venezia e Mestre. Al ministro Boccia ho consegnato la bozza di intesa, a questo punto possiamo solo attendere la controproposta del governo, così il presidente Zaia fa il punto della situazione sull'autonomia. Referendum del 1° dicembre, una parte del movimento di associazioni per la separazione amministrativa delle due città ha partecipato alla presentazione del movimento Venezia Autonoma. Archiviato il caso di Sissi trovato Mazza, secondo il PM incaricato l'agente di polizia penitenziaria morta all'ospedale civile non è stata uccisa. Oggi l'addio a Luciano Trevisani, il 63enne investito e ucciso in via Orlando a Campalto, chiesa affollatissima, una comunità dolorata. I carabinieri hanno rintracciato ed arrestato 2 pregiudicati a Favaro e Spinea su altrettanti provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria. Inaugurata a Mestre una nuova sede di Kazampa, un progetto che nasce dall'amore per gli animali e che si prende cura di loro a 360 gradi. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri TG. Città metropolitane, ci sarà un incontro tra il sindaco Brugnaro ed il ministro Boccia. Nel frattempo il primo cittadino di Venezia torna a parlare dell'autonomia del Veneto e risponde alle dichiarazioni di Beppe Grillo sulla separazione tra Venezia e Mestre. Sentiamo. Posso dire che con Boccia ho già parlato. Basta, ho già parlato. Che mi sembra una proposta che va ascoltata, va vista, non sappiamo neanche quale sia la proposta, io non so quali siano i testi della proposta che è stata fatta, che sia stata discussa tra Lega e 5 Stelle sull'autonomia del Veneto. Non lo sappiamo, per cui sarebbe importante capire quali sono i nodi per cui questa proposta è stata fermata. Sarebbe importante vedere la proposta e capire i nodi. Queste due cose qua farebbero capire molto. Il sindaco Brugnaro commenta così le parole del ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia dopo l'incontro col sindaco di Milano. Nella legge quadro ha dichiarato: voglio tirar dentro il ruolo delle città metropolitane, poi toccherà ai presidenti delle regioni. Alcune funzioni, continua, devono essere affidate alle città metropolitane. L'intervento nelle periferie è una di queste. Questa città deve essere riconosciuta come traino, se non altro almeno internazionale, di quello che è la nostra grande economia del Veneto, per cui penso che sia una proposta su cui bisogna ascoltare, approfondire, ma insomma mi sembra giusto. Verrà qui il ministro con Benedetti a Milano? Io penso proprio di sì. Io non ho visto la proposta di legge, penso che nella proposta ci sarà stato un ruolo della capitale, poi non l'ho vista la proposta. Lei l'ha vista? Non l'ha vista nessuno, credo. Magari la guardiamo. La guardiamo perché allora ci rendiamo conto anche di chi ha fermato una grande riforma per l'Italia. La riforma dell'Italia, io l'ho sempre detto, io sono un convinto assertore dell'autonomia, proprio convinto assertore, ma è un'autonomia per tutti, non per noi soltanto, quindi vediamola tutti insieme, rafforziamola, cioè i referendi, i veneti hanno detto che vogliono l'autonomia la vogliamo anche vederla, cioè su come viene gestita, siamo già alla fase operativa secondo me, così ognuno si prende le sue responsabilità di fronte agli elettori e ai cittadini. E a Beppe Grillo, che alcuni giorni fa si è espresso a favore della separazione tra Venezia e Mestre, il sindaco, che invita a non andare a votare, risponde: trasparenza. Lo diciamo anche a Beppe Grillo, che ci dà gli insegnamenti, lui dall'alto delle sue capacità amministrative. E continuano a moltiplicarsi le prese di posizione in vista del referendum del 1° dicembre sulla creazione dei comuni di Venezia e Mestre. Una parte del movimento di associazioni per la separazione amministrativa delle due città ha partecipato alla presentazione del movimento Venezia Autonoma. La coalizione di movimenti e associazioni per il sì alla separazione di Venezia e Mestre inizia la mobilitazione in vista del referendum del 1° dicembre, un fronte trasversale dal punto di vista geografico e ideologico. All'incontro del movimento Venezia Autonoma hanno aderito il gruppo Venezia Serenissima, l'associazione Mestre Mia, il comitato Muoversi 2018 e il movimento Autonomia di Mestre, oltre a personalità come lo scrittore e saggista Stefano Zecchi, gli ex sindaci Mario Rigo e Ugo Bergamo, il consigliere del gruppo misto Ottavio Serena. La gente si sta rendendo conto che ormai la città di Mestre e la città di Venezia, non ne parliamo, sono in una china, in un declino inarrestabile,
ma che nell'ultimo periodo di tempo si nota ancora di più. È una situazione talmente degradata e coloro che hanno sempre incitato negli anni passati, nelle volte passate, a votare per il no, hanno fatto anche delle promesse. Avevano detto risolviamo tutto, non preoccupatevi, ha vinto il no, vuol dire che risolveremo i problemi. È esattamente l'opposto. Allora io credo anche che i cittadini, secondo me tutti ormai non è che abbiano sempre fiducia delle istituzioni, della politica, eccetera, si stiano rendendo conto che in questi 45 anni sono stati presi in giro. Ad esempio vengono citate le diverse realtà amministrative che compongono grandi aree urbane come Bruxelles, Vienna, Parigi, Londra. C'è poi un'analisi politica delle parti in campo pro o contro referendum che, seppur ideologicamente trasversali, disegnano un quadro preciso. Ovviamente per il no sono tutte le realtà che hanno degli interessi consolidati da difendere. I partiti ovviamente sono delle istituzioni importanti, quindi a Venezia è la cosiddetta gallina dalle uova d'oro, per cui trascina denari, trascina affari, trascina business, e quindi naturalmente per chi sta in aziende importanti, per chi sta in realtà grosse, istituzionali, modificare questo stato di cose è un problema, mentre invece non è un problema per il cittadino semplice. Non contano più destra, centro, sinistra, qua è un problema di sopravvivenza. E torniamo a parlare di autonomia del Veneto al Ministro Boccia. Ho consegnato la nostra bozza di intesa e a questo punto possiamo solo attendere la controproposta del Governo. Così il Governatore Zaia ha fatto il punto sulla situazione della richiesta di maggiore autonomia presentata dalla Regione. Usa una metafora calcistica, Luca Zaia, per descrivere lo stato in cui si trova il Veneto nel percorso sull'autonomia. Su come vada a finire la partita, il Presidente della Regione ha le idee chiare, nel modo che era stato già previsto dai padri costituenti. Va a finire che dobbiamo fare l'autonomia, va a finire che attendiamo dal Governo la controproposta, visto considerato che noi abbiamo consegnato la bozza di contratto, l'intesa, con 68 articoli. A tutt'oggi non si è visto nulla. L'introduzione dei livelli essenziali di prestazione, i cosiddetti LEP, sulla strada dell'autonomia, non deve, secondo Zaia, diventare un pretesto per rallentarne l'entrata in vigore. I LEP li dobbiamo fare, ricordo che i LEP sono previsti dal 2001, quindi non è colpa nostra, però è pur vero che i livelli essenziali di prestazione, ad esempio nella sanità ci sono già, ma ci sono ancora regioni che esportano ammalati e fanno debiti, quindi chiediamoci anche perché. Guardando i LEP troveremmo anche tanti sprechi, i famosi 200 miliardi all'anno che ci ricorda il CGA. Non ho ben capito se si vogliono fare veramente i LEP o se sono diventati una scusa per non fare l'autonomia. L'autonomia invece va fatta da nord a sud, ribadisce Zaia, e Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna faranno la loro battaglia civile per difendere i propri diritti. Archiviato il caso di Sissi Trovato Mazza, l'agente di polizia penitenziaria trovata agonizzante nell'ascensore dell'ospedale civile di Venezia. Il PM ha chiesto l'archiviazione sul caso di Sissi Trovato Mazza, l'agente di polizia penitenziaria morta all'inizio di quest'anno dopo oltre 2 anni di agonia in seguito al colpo di pistola sulla testa. Il suo caso non verrà ulteriormente approfondito dalla Procura di Venezia, con il PM che è a capo delle indagini per istigazione al suicidio, dopo aver cercato di far luce sulla vicenda, ha invece concluso che non ci sarebbero indizi di omicidio. Secondo la Procura ci sarebbero nuovi elementi a supporto della tesi del suicidio. Sissi fu trovata infatti riversa a terra con un proiettile nella testa all'interno dell'ospedale civile di Venezia, ma l'ipotesi del suicidio non ha mai convinto parenti e amici della ragazza, che stanno già elaborando alcuni elementi da presentare al giudice per opporsi alla richiesta di archiviazione. L'agente, che lavorava nel carcere della Giudecca, rimase gravemente ferita da un colpo di pistola che veniva dalla sua arma d'ordinanza. L'autopsia effettuata dopo la lunga ospedalizzazione non riuscì a dare indicazioni rilevanti sull'accaduto. Ed oggi a Campalto l'addio a Luciano Trevisan, il 63enne investito e ucciso in via Orlanda, chiesa affollatissima per l'ultimo saluto. Non abbiamo parole, era un santo, c'era un santo, faceva tutto per la comunità. Non so, potrei andare avanti o no, non mi sento che Dio le dà tanta felicità dove calva, ma gli altri è sempre con gli altri, però, è sempre insieme con gli altri.
La scuola materna in cui prestava servizio come volontario è rimasta chiusa. Intorno alla bara e sull'altare i disegni dei bambini che lui vedeva ogni giorno. Una chiesa affollatissima perché Luciano Trevisan era tanto amato a Campalto e la sua morte in via Orlando la scorsa settimana in seguito all'ennesimo investimento ha scosso la comunità. Sono molto contento che l'abbiano portato dentro e che in realtà il bambino della scuola materna, no? Perché lui era bambino insieme alla sua sia per della statura, ma forse confonde la facile, ma proprio per l'atteggiamento, per la semplicità, per la trasparenza dello suo amico. Luciano aveva 63 anni e la sua morte in quella che viene definita la strada assassina ha scatenato molte polemiche che oggi però lasciano posto al dolore e alla riflessione, così come le parole dovranno lasciare spazio ai fatti quando si tratterà di intervenire una volta per tutte su quella strada. Ancora cronaca, i carabinieri hanno rintracciato ed arrestato 2 pregiudicati a Favaro, Veneto e Spinea per altrettanti provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria. Una doppia operazione della compagnia dei carabinieri di Mestre ha portato al fermo di altrettanti pregiudicati. A Favaro Veneto è stata arrestata una 37enne già condannata con pena alternativa da scontare presso una comunità di recupero per una serie di episodi di spaccio di stupefacenti ed altri crimini commessi nel 2018 a Caorle. La donna si trova ora in carcere alla Giudecca per scontare la pena residua di 3 anni e mezzo di reclusione. Intervento simile negli esiti e nelle premesse anche a Spinea. Le porte del carcere circondariale di Venezia si sono aperte per un 61enne domiciliato a Trento, colpito da condanna definitiva per reati fiscali commessi in quella provincia nel 2012. È stato rinchiuso a Santa Maria Maggiore a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ci fermiamo ora per la pubblicità. Linea alla regia, ci rivediamo tra pochissimo. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Neanche il tempo di archiviare l'estate che Chioggia pensa già alla prossima stagione con diverse iniziative varate dall'amministrazione comunale per rendere appetibile l'offerta turistica. Abbiamo deliberato, a breve faremo un bando per l'assegnazione attraverso titoli di 25 autorizzazioni per quelli che sono definiti i rishow. Si tratta di una mobilità sostenibile che può essere un valore aggiunto per il nostro turismo. Sulla costa veneziana l'estate 2019 non è stata di quelle da incorniciare per presenze turistiche, ma il comparto rimane comunque un punto di forza enorme nell'economia del territorio. Per mantenere o ampliare i numeri occorre però anche aggiornare e ampliare l'offerta. Chioggia è già una località con 1.400.000 presenze, riteniamo meritevole offrire ai nostri turisti, ai nostri soggiornanti un ulteriore servizio in favore di una sostenibilità ambientale con una minor riduzione del CO2 e anche un'opportunità per apprezzare al meglio la nostra località. Un'altra novità che sarà introdotta a breve riguarda una possibilità finora inedita dedicata alle coppie che intendano coronare la propria unione in modo suggestivo. Abbiamo individuato con l'approvazione nell'ultimo Consiglio Comunale delle sedi, che faremo anche in questo caso una selezione di chi vorrà partecipare, delle strutture che vorranno partecipare, e c'è l'opportunità di fare i matrimoni civili e unioni civili anche sul litorale, quindi con uno scenario totalmente diverso da quello riservato attualmente della sala consigliare o la sala lampadari del Palazzo Municipale. Inaugurata a Mestre una nuova sede di Kazampa, un progetto che nasce dall'amore per gli animali e che si prende cura di loro a 360 gradi. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio. Mestre, in generale il Veneto, è un territorio molto amico degli animali. Pensate che in Italia il 38% delle famiglie ha un cane o un gatto. Questo dato cresce in maniera incredibile qui in Veneto, dove circa il 52% delle famiglie. Ecco perché la decisione di aprire proprio a Mestre Kazampa, una vera e propria rivoluzione nella cura dei cuccioli grazie a un progetto che nasce dall'amore per gli animali e dal lavoro di un gruppo di esperti guidati da Giovanna Salza, presidente e fondatrice del progetto. Oggi siamo qua al centro commerciale Auchan, Porte di Mestre, che da sempre negli ultimi 10 anni è stato molto attento a quelle che sono le esigenze
e i bisogni dei cani. Qui da tanto tempo si svolgono programmi di educazione non solo dei cani ma anche dei proprietari per aiutarli ad essere più responsabili e consapevoli dei bisogni dei loro cani. L'idea di fondo e anche un po' la rivoluzione del nostro progetto è quello di mettere in un unico luogo tutti i servizi legati al benessere di un animale domestico, innanzitutto la veterinaria, con questo anche la diagnostica, la chirurgia, la veterinaria di base, quella specialistica, ma poi la tolettatura che è bellezza ma anche cura della pelle e del mantello, l'educazione di base e avanzata, l'asilo giornaliero che abbiamo qui, la parafarmacia con la vendita di farmaci e parafarmaci e in più stiamo per partire con un servizio di trasporto a domicilio gratuito per coloro che non possono muoversi in autonomia e non riescono a raggiungere la clinica. L'inaugurazione della nuova sede di Mestre è stata anche l'occasione per discutere su come siano cambiate le abitudini legate al mondo dei pet. Per la generazione Z, cioè per i ragazzini, oggi avere un animale è come avere un fratellino, quindi gli animali sono parte integrante, quindi prendersene cura è fondamentale. L'84% delle persone è attento a quello che mangiano, è attento alla loro salute, insomma, dall'animale che sta chiuso fuori in cortile a un animale che sta tranquillamente in casa e per il 25% che dorme anche sul letto con i suoi genitori. Si rinnova la collaborazione tra Red Canzian e la Città della Speranza di Padova. A dicembre un doppio concerto a Venezia e a Treviso. Vediamo. Red Canzian conferma il sostegno alla Città della Speranza di Padova. Il ricavato dei concerti che lo storico cantante e bassista dei Puter al Teatro Goldoni di Venezia il 18 dicembre e al Del Monaco di Treviso il 21 sarà devoluto alla Fondazione Città della Speranza per la ricerca sulle leucemie infantili. Per noi è stato già un'emozione quando l'anno scorso Red ci ha contattati appunto per questo concerto. Già per il passato ha fatto delle cose, ma centrare la serata proprio per Città della Speranza è stata una grande emozione, ma direi anche un grande successo. Protagonista di un'intensa carriera di successo, Red Canzian è oggi uno di quei musicisti con una storia personale che lo pone in quel novero di autori ed interpreti al di sopra della mischia. Testimone del tempo è un concerto-evento che ripercorre la storia della musica dagli anni 50 ad oggi. È un viaggio attraverso la musica che mi ha fatto arrivare fin qui, ma è anche la musica che ha fatto da colonna sonora a tantissime persone che hanno la mia età o anche un po' meno. Sono quelle canzoni che qualcuno chiama immortali, qualcuno sempreverdi, comunque sono le canzoni che hanno tracciato un percorso e hanno accompagnato i cambiamenti anche di moda e di mode. Un viaggio fantastico, da rock and roll di Little Richard alla psichedelia dei Pink Floyd, dai grandi successi dei Pooh di Lucio Battisti alle poesie di Luigi Tenco e Gino Paoli, oppure ancora i Beatles, Bob Dylan, Elton John. È un mondo di canzoni nel quale Red Canzian si sente a suo agio, forte di una maturità artistica che gli permette di disegnare un quadro omogeneo da un'epopea che per definizione è un'esplosione di stili. C'è qualcosa di diverso in un concerto di beneficenza anche nello spirito in cui l'artista interpreta i brani rispetto agli altri concerti? Assolutamente sì. Tu fino a un attimo prima di salire in palco pensi che bello, sì, ma quando cominci a cantare hai un brivido, guarda, io te lo sto dicendo adesso, ho avuto lo stesso, hai un brivido che rende tutto più bello. Politico di primo piano della DC, storico, giornalista lombardo, ma in fondo quasi veneto d'adozione. Un volume ripercorre la vicenda umana, culturale e politica di Sandro Fontana. Non era nato in Veneto, ma amava Venezia sino ad imparare perfettamente il dialetto veneziano. Sandro Fontana, bresciano di nascita, un big della democrazia cristiana lombarda della Prima Repubblica, raggiungeva spesso le Dolomiti e la regione dove per decenni regnò la balena bianca dei rumor, dei bisagli e dei piccoli. È stato ricordato ieri a Venezia all'Istituto di Lettere, Scienze ed Arti in occasione della presentazione di un libro pubblicato da Marsilio, l'anticonformista popolare, per volontà dello stesso compianto Cesare De Michelis. Da assessore alla cultura fino a ministro della ricerca scientifica nel governo Amato, aveva rinunciato al doppio incarico dimettendosi da deputato ai tempi di Mani Pulite, quando l'immunità parlamentare avrebbe fatto comodo a tutti. Cattolico liberale e quindi laico, esponente di Forze Nuove con Carlo Donat-Cattin, si oppose strenuamente ad un patto di CPC e da parlamentare europeo fu un antesignano dell'autonomia degli Stati in un'Europa federata.
Politico, storico, ma anche un giornalista graffiante e ironico dalle pagine del Popolo con lo pseudonimo di Bertoldo. Ne sono state ricordate la passione nella difesa degli interessi del popolo, la coerenza e l'ispirazione cristiana che guidò uomini come Sturzo, De Gasperi e Moro. Un intellettuale, un uomo di cultura, un politico molto diverso dalla politica degli annunci, degli insulti e dell'incompetenza. Subito dopo i telegiornali torna questa sera, come ogni sera, 20:10, si parlerà della legge speciale per Venezia e Chioggia e della salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Ospiti in studio il sindaco di Chioggia Alessandro Ferro e Gianangelo Bellati, presidente del Movimento Venezia Autonoma. È tutto per questa edizione, grazie per essere state con noi, vi lascio al meteo, arrivederci. Bentrovati al meteo. Migliora gradualmente il tempo sul nostro territorio dove sarà via via più stabile, ma vediamo nel dettaglio la situazione di mercoledì 16 ottobre. Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso al mattino con qualche residuo piovasco sparso. Dal pomeriggio invece sarà decisamente più asciutto e anche maggiormente soleggiato. Temperature minime tra 9 e 15 gradi, massime oscillanti invece tra i 20 e i 23 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo occasionali acquazzoni sparsi al mattino, col passare delle ore però migliorerà decisamente e il cielo sarà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 13 e 18 gradi, massime tra 19 e 21 gradi. Situazione sostanzialmente simile anche sul Trentino Alto Adige con ultimi temporali, specie sui settori di confine, e poi sarà via via più asciutto dappertutto. Temperature minime tra 10 e 12 gradi, massime tra 21 e 22 gradi. Dal meteo per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.